Anche il mondo dello sport prova a ripartire. In municipio a San Donà di Piave si è tenuta la presentazione del Volley Team Club, la squadra di pallavolo maschile che anche quest'anno per il secondo anno di fila disputerà il campionato di Serie 3 maschile. Le partite si giocheranno inizialmente a Noventa e poi nel rinnovato Palasport di San Donà di Piave, dove stanno terminando i lavori di ristrutturazione. Di tutto questo abbiamo parlato durante la conferenza stampa con le interviste ai protagonisti. Siamo motivati, siamo contenti di aver trovato le forze per riprendere. Riprendiamo da un gruppo molto giovane, molto rinnovato nel suo staff tecnico e nella composizione del roster. Siamo convinti che sia l'anno giusto per valorizzare il nostro settore giovanile e per dare la possibilità, insomma, di reimpostare un lavoro futuro e chiaramente, come avete già detto, che non ci saranno retrocessioni, ci fa stare sereni e tranquilli per poter lavorare in maniera più dettagliata su dei fondamentali importanti per la crescita di questi ragazzi. La mancanza di retrocessioni da una parte è sicuramente lo strumento utile per poter lavorare sui giovani, dall'altra parte bisogna anche un attimino tenerli motivati perché altrimenti si può rischiare di scendere in campo senza un particolare velleità. Sì, assolutamente, la motivazione del miglioramento è un po' effimera perché alla fine si misura ma è abbastanza relativa. La Lega ci ha dato l'opportunità eventualmente di avere un secondo obiettivo, che sono le prime 10 squadre affronteranno i playoff. Dalla settima alla decima avranno dei playoff corti e per me l'obiettivo è quello, riuscire a fare il primo turno dei playoff. Non sarà semplicissimo, ma credo che sia più che sufficiente per motivare i nostri ragazzi a dare quel qualcosina in più. C'è proprio molta voglia di iniziare perché alla fine abbiamo lasciato una cosa tutti hanno lasciato una cosa in sospeso e ecco, siamo veramente carichi e pronti a ripartire. Penso che noi dovremmo affrontare ogni singola partita come nulla da perdere, nel senso noi dovremmo entrare sereni in campo e fare il nostro gioco senza alcun tipo di pressione. Penso che se manteniamo questa mentalità ci potremmo levare anche qualche piccola soddisfazione. Sindaco, si è presentata una squadra di pallavolo che inizia il suo campionato, la ripresa passa anche dallo sport e anche questo ovviamente deve essere in sicurezza. Sì, siamo pronti a ripartire in sicurezza, immagino che per degli sportivi che praticano a livello agonistico l'attività e che da mesi sono fermi ci sia veramente la voglia anche di riprendere a confrontarsi con altre squadre con le attività di campionato. Sappiamo che cominceranno con delle limitazioni proprio per evitare che ci siano forme di contagio diffuso, però anche noi e l'intera città non vede l'ora che si possano riaprire gli stadi e i palazzetti e tornare a quella normalità che ci porta a tifare proprio per le nostre squadre.